quello che abbiamo condiviso, l'opportunità, necessità che questi appuntamenti vengano ripetuti nei prossimi mesi. Ci sono 7-8 argomenti che sono stati affrontati, anche di natura più squisitamente tecnica. Rappresenteremo in forma scritta questi argomenti all'amministrazione regionale, ai diversi assessori oltre che al Presidente, e poi condivideremo in un incontro fisico con loro nelle prossime settimane. Quindi chiediamo alla Regione di poter distribuire un po' di risorse, quindi degli aiuti concreti a queste famiglie che ospitano tanti bambini e altre persone che arrivano dall'Ucraina. È un modo per stare vicino a chi sta gestendo anche questa emergenza in maniera molto originale, perché non chiedono di andare negli alberghi o di andare nelle grandi strutture, ma vogliono restare a contatto con i loro parenti e i loro amici in piccole realtà che tra l'altro sono molto più funzionali anche poi a sperare, speriamo quanto prima, a un ritorno in Ucraina di queste persone. Si è parlato anche di aumento dell'energia, dei costi a carico dei comuni, si rischia di arrivare sul lungo periodo anche a un aumento del debito dei comuni? Beh, no, sul debito non ho problemi, voi sapete che non abbiamo questo problema. Il problema è serio però nei confronti della popolazione e delle aziende. Ci sono certe aziende che spenderanno 3 volte tanto quello che spendevano normalmente. Sa il mio rammarico di non aver portato il rigassificatore, no? Cioè, quella volta avevamo, pensi lei se oggi Trieste avesse realizzato il rigassificatore, saremmo una grandissima città con valore immenso. E quella volta con gas natural avremmo potuto portarlo a casa quel risultato e non l'abbiamo portato a casa, tanto che siamo sempre abituati a dire no al nucleare, no al gas del Padana, no al petrolio dell'Adriatico, no ai bacini sulle Dolomiti. Diciamo sempre di no a tutto e poi dopo si paga. Si tratta non di fare rivendicazioni, ma di suggerire una serie di strade da poter percorrere per rendere più facile il ruolo del sindaco, che è il ruolo di prossimità, cioè quello quale ascolta i cittadini, ma dall'altro lato anche un carico di responsabilità davvero gravosissime. Ripeto, ci sono tantissimi finanziamenti, il PNRR ne è una quota, ma poi ci sono i fondi ordinari, c'è la concertazione con la Regione, ci sono i fondi europei. Tutto questo rischia di schiacciare i comuni con il paradosso di avere tantissimi soldi ma di non spenderli, e questo come conseguenza avrebbe peggiore qualità dei servizi nei confronti dei cittadini e non invece l'auspicabile miglioramento.